Allora, Pacantone del Quattro Ciacque, oggi abbiamo una roba speciale. Non pensare di invitare un mago, ma non un mago qualsiasi. Ogni programma che si rispetta è il proprio fine anno. sì, qua abbiamo il divino mago Ua. Buonasera, divino. Perché divino, scusa? Divino. Che le stelle vi siano propizie Ecco. e vi travasino d'osso tutta la sua lumiera. Qua abbiamo già capito a livello. Adesso lo capisco perché io chiamo divino, nel senso Ora, che... Esatto, il nostro mago Ua, già il nome, ecco, Sì, e oggi ne farà l'oroscopo, però a differenza di altri maghi che sono alla televisione, invece di fare tutti quanti i 12 segni zodiacali, per sparagnare, anche perché mago, sai, nostre possibilità, Faremo soltanto i 4 elementi, giusto? Sì. Che è terra, aria, fuoco e acqua, giusto mago? Dico qualcosa sbagliato perché mi non so del mestiere. Non te mi hai neanche a verso la bocca, non te mi hai neanche a respirare. Se io non posso sbagliare, mi dica. Ecco. Allora, un'altra caratteristica del nostro mago. Che Ius è talmente disponibile e ha dei poteri che pare ormai diciamo particolari, che sarà in grado di suggerire l'oroscopo anche direttamente in linea telefonica con i nostri amici. Dicevo, apriamo le linee. Sì. Chi che vuoi chiamare per sapere l'oroscopo in diretta, se può, mago? Se poi sì. Che numero hai da fare, cara Lauretta? Lo 049. Scusa, Niente, niente. Allora 049 897 9297. Ecco, dici che a differenza di altri maghi che gai a baia, chi ga qua e chi gai a... Non ga Io dai i suoi amuletti. No, che amuletti, io traggo le mie ispirazioni da un frutto esotico del maggio che vive solo... Maggio Picchu. Del Machu Picchu, è un frutto che vive solo ecco, io traggo ispirazioni solamente dal succo di questo frutto E lo beve. È un fior rosso però sul succo qua. E come si... Ma ora posso diventare mago anche a una me? carica grande. Aspetta che provo. Tienilo solo. Se io pronto, Tienilo solo. o tengo solo, non posso berlo mi, No. sono i divini. Ascolta, ma io non vedo niente. No, vedo doppio però. Aspetta che vedo doppio. Se è vero, funziona. Se è il momento di questo Le mago. corna in testa Iniziamo con i segni di terra, toro, vergine e capricorno. Saremo qui è terra. terra. E ora, i tempi se giusti, i progetti va avanti, l'affare si ingrossa. In che senso? Vabbè, si ingrossa. Chi che ha degli affari, certo. Si ingrossa. tanti che cambia casa, tanti che cambia chiesa, tanti che cambia sposa. Beh, non si sa E mai. questo può capitare. Questi grossi cambiamenti. Cureve a stitichezza politico-mentale, ecco. con una botta di olio di fegato di merlusso, o in mancanza anche di olio di ricino che fai stesso. Ecco, curarsi. Ha lo stesso effetto. Curarsi. Basta con le lingue che taglia e che cuse dei sproti calunniatori. Ricordarsi sempre che chi che fa, dopo anche se a nasa. Ah, Questo ecco, è vero, questo è qua siamo verissimo. proprio di raggiungere dei ora, livelli. Pertanto un nostro proverbio che dice mi raccomando, non si può dirlo. Ricordiamo che per qui chi ha il segno del toro, della vergine e del capricorno, che sarà tanti cambiamenti. Segni di aria. Segni di aria, chi sei Gemei, Bilancia e Acquario. Amore sfrenato e ambiguo i compromessi. Novità che avanza nel lavoro. Però chi che vuole andare massa avanti, tenti al dadrio. Chi che se resta massa in drio, gli avrà un futuro davanti. Insomma, da una parte o che altra che te vedi, sempre dei lati positivi. L'ottica bisogna guardarla dall'ottica. Una fortuna sfaggiata per non dire un tafanario mega galattico per tutto l'anno nuovo. Sportivi che si tacca i scarpe al chiodo, pittori che si tacca i quadri in cesso, corni che si tacca e becchi che si macca. Questa qua è una roba, spiegarmi, scusa un attimo. Pittori che si tacca i quadri in cesso perché ne massa, massa che fa i pittori qua. Pittori, e sarà un anno per l'arte che insomma diciamo, impara l'arte e mette da parte. Ma attenzione, attenzione, occhio ai schei sotto il stramasso.
Stai attenti che casa che sei chi che slonga il braccio. Occhio di skate sotto il stramasso perché casa slonga il braccio. slonga il Segni braccio. di aria, stai attenti, che non vada tutto in gas. Sì. Allora, Gemei, gas. bilancia e acquario, cari amici da casa. Gemei, bilancia tra l'altro. Sì, acquario, aria. e acquario. Ecco anche a te sta disgrazia. Bisogna che fate attenzione a aprire gli occhi, non mettere i skate sotto il stramasso, perché c'è qualche dunque slonga il braccio. esatto. Anche perché una volta anche le nonne la metteva sempre i skate sotto il materasso. Invece sotto il materasso metto mia nonna adesso. E neanche adesso, né sotto né sotto. Un altro segno? Segni di fuoco, Ariete, Leone e Sagittario. Eccomi, sono Sagittario, Contiamo con sentiamo. Fuoco. Vedo una montagna di musicisti, vedo una miriade di cantautori, vedo una caterba di comici, vedo una corba di veine. Non godite un smerdaro perché è roba vostra. No, ma è sempre No, è l'unica misura magari te deve codificata. toccare, Non si può dire. Fa parte del lessico comune ormai. fa parte del vostro vocabolario. Chi che vuoi sfondare nel teatro sfonderà. Chi che vuoi sfondare nella disco music sfonderà. Bene, Chi che vuoi sfondare nella televisione, sfonderà. Sfonda. beh, che sarà un altro tipo di sfondamento, ma che comunque darà a buon fine. Bene, cambio segno, non sono... Tanto per cambiare l'anno entrante, l'è propizio per tutti gli investimenti e se proprio per questo motivo che vi consiglio andare pianetto per strada. Parliamo di investimenti. Ai segni di fuoco, attenzione, attenzione. Invitiamo naturalmente il pubblico Sì. se vuoi chiamare, c'è a me perché Anche rimango- perché mica avrebbe piacere di avere un riscontro anche diretto da perché- parte del pubblico e sentire se queste affermazioni che il divino mago Ua può avere essere un riscontro Ma effettivo. e l'amore non l'ho mica Vi ho detto capito. andare pianetto e facciamo il riscontro un'altra volta. A stare no, Guarda, Allora, segni de Segni di acqua, segni di acqua. ultimi segni Sì. degli elementi, Certo. che se cancro, scorpione e pesci. Maria del cancro. Vedo tanti incarichi speciali, vedo tanti incarichi di fiducia, vedo tanti incarichi pendenti. ai. Attenti all'aria del tribunale, a se un fia pesante e ave puoi fare mai. Questo che viene è un anno di stravissi fuori del normale. E ora prima di nasare, prima di fumare e prima di ciucciare mentine, Perché me guarda a me? così, stare attenti che vi può darsi svegliare da Maria Penea. E chi sarisce? E chi sarebbe a Maria Penea? No, spiega. Se domandiamo chi sia Maria Penea? No, anche se domandiamo, caro sia? divino mago Ua, Maria chi Penea? è Maria Penea? E c'è che la signora che ti viene quando neanche te lo aspetti. Quella è La famosa. famosa signora c'è Maria Penea. Vabbè. Ive farà delle offerte che non può dare rifiutare, ma se rifiutare sarà tanto da guadagnare per voi altri, in amore può stare tranquilli, dove vuoi bene anche il can. Questa cosa è brutta. ragazzi, Infatti, no, pa niente, uno se segno il cancro, che Segni sarà di il suo acqua che motivo. non si farà voler ben sto anno che viene, non si faranno amare, i sarà scontrosi, i sarà rompi e tutto. Niente, poi segni, proprio questi segni qua non... Però, calmi. scusa, Scusate, divino mago Ua, L'energia, scusa, Qua, l'energia. che ha bisogno di un fiato del carico, Chiaro vabbè, che ha uno che ha sforzo. bisogno del carico di questo coso del Machu Picchu. Il nostro Ruvo forse è rimasto affascinato dal Non so nostro- se l'usa. Bocca asciutta, divino. resta Pensavo bocca avesse asciutta. bisogno del carico anche a me. No, cosa ti ispira? Mi ispira che mi godo a tenere stretto il bottiglione di vino qua perché non mi fido. Allora, la mia magia si basa sui 4 elementi principali: terra, aria, fuoco e vino, come sappiamo tutti. E passa tutto attraverso e a me fa una bottiglia magica sanitaria. Eccola qua, si vede? Questa qua è la capia su che Ruvo. Allora, ascolta, caro. Sa il divino che ha cominciato in studio a fare delle magie perché non c'è so- Allora, caro divino,
La Laura si poneva questo problema. Forse anche da casa, anche ecco, da casa. soprattutto da casa, e si pone questo qua, problema. l'amore. E allora che a Laura Sepona mi lo capisco. No, se pone. Pensa a questo desiderio. A noi Sepona. Beh, l'amore, che segno sido ti? Sagittario. Sagittario. Abbiamo appena detto. Fuoco. Fuoco. Fuoco come il mio vestito. Che conscendenza ghetto. Come? Ascendenza. Ma ascendenza, 6 non lo so. gennaio quando che brucia strega. Non sa. Smettila. No, credo acquario. Acquario. Quindi aria. Fuoco e aria. Esatto. Un attimo che deve Gaga, concentrarsi. Sì. Ah, deve bere? Mi voglio dire... No, non è bere, questo qua è un bere. attimo del concentramento, giusto? deve bere, È sì. talmente concentrato sto succo qua. un succo... E come sei che si chiama? Laura. 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 Quello che te hai in mente ti, Sì, adesso, sì. che te che pensi sempre, Cosa pensi? Savarà, e te tieni un attimo in... Tiro. E tu capito? E te assa, il te moe, il te chiappa, te torni, te telefoni, te chiama e ti te stai in sospiria. Mi hai detto capito? Oh, Maria Quindi Santa, mo io Maria. subito che se meglio partì. ma veramente Ma che tristezza, ma mago ma uffa. Proprio che io dico, mi te sai che stai a dire... te sai che non Egregio divino Magua, mi scusa un attimo, mi sta un attimino anche affascinato dal suo abbigliamento che è particolarmente diciamo, molto importante e anche chissà quanti skate costerà, cioè vedo qua la tunica, praticamente ecco. una tunica che è fatta di un tessuto di quei veneziani. Segretaria tutto fare a Gesira a casa. È un co' che io voglio venire qua a sera Dio guardare a te Novea, cosa sei chi fa per la televisione? Adesso l'unica televisione che fa per televisione Quella è Monterosso. Quella è Monterosso, Ecco. Uccelli di Novolon. E a sega bloccare col ferro da stiro sua vestaglia che faceva Panda. Panda con questo tafanario che ho in testa e ha mega fatto il triangolo dei Bermude sulla vestaglia e so in vena come una bestia credo. che sa che in come televisione. non stati inrabbiati e ha tirabasso una tenda e hai attaccato Merlis che non mi sono accorto in subito che aveva messo i gansi, che aveva sai i gansi attaccati. Praticamente, ma guarda che se io non avessi detto non si avrebbe accorto nessuno. Ma manco mai che non mi sono in accorto subito sul triangolo dei Bermude che facevo in tel Sarveo. Mentre questo qua è una corona Questi qua sarebbe, avevo presente il bollitore del latte. Ecco, Cosa c'entra? che vi lo spiego. No, questa qua è una famosa catena derivata dai Maya. Se me sai parlare. E ora, siccome che casa c'è più volte che a fandare latte per sura, che ecco, e ora chi cocca va via perché mette questi, lo capito? Mette questi qua e va per sura stesso e sei venuto nervoso e no. Ma è sempre nervoso questa cosa. E ora ho capito che questi qua hanno un potere molto facilmente per chi tratta amico e i gocciapaimà, ha il potere di fare risorgere. Ecco, la gente che Gacciamà sta intasando in centralini in questo momento, non riesce a filtrare. Vuoi sapere se io riceve, se ha un studio da qualche parte? Ricevo a bruciature e bovo entra. No, diciamo che ha bruciature di bovo entra. E dove? Perché non... Via Cadolfin, alla fine del fosso, dopo il fosso che sei una staia, dopo la staia go è la segreteria generale. Quindi, perché ha più sedi anche. Io ormai è che ha detto che come in franchising, no? È una franchising vuol dire che faremo una roba e devo coprire tutto il studi mondo dappertutto, Parigi, Londra, a Roma, Atene, a New York, Chicago. Cosa? New York E Chicago. e Chicago è una città. E Chicago è una città. Che avevo anche qualcosa negli Emirati Arabi, ma in sto frangendo i merito che sono pertanto io riceve a qualsiasi ora. E a Trambacchi, Trambacchi è sede centrale, a Trebaseghe e a Brudura di Vovoento, la segreteria. Allora, invitiamo tutti quanti gli amici da casa che voi se io
un sito dove si può collegarsi col suo sito? Sì. www, va, QQQ, divino, mago, ura, brusdure e